Eccoci qua, cari amici viaggiatori della conoscenza, siamo felici di introdurre la seconda puntata di questo viaggio all'interno dei diritti dei cittadini europei, che grazie al nostro Flavio Gandini stiamo sviscerando in maniera molto approfondita. Quindi, prima di dare il benvenuto a Flavio, darei il via come sempre alla sigla, ricordandovi assolutamente di iscrivervi al canale, cliccare sulle varie campanelle, link e quant'altro e di fare dei commenti. Via la sigla. Eccolo, buonasera Flavio, che piacere rivederti. Buonasera, il piacere è reciproco. Il piacere sarà anche quello di avere poi dei commenti da parte dei nostri simpatici ascoltatori che ci seguono, perché in questa occasione, dove ci addentreremo nel capo numero 2, anzi capo secondo, perché il numero romano svetta in testa all'articolo, che parla di libertà. E quindi, scusa se è poco, ti senti libero, Abbastanza. puoi dire tutto quello che vuoi. Sì, assolutamente. Sì. Anzi, stavo quasi, guardavo la sigla, no? E quelli che ballano sono i fondatori di questa, sono coloro che hanno redatto la Costituzione. No, sono quelli che gioiscono per la stesura del contratto, della Carta dei diritti stessa. Quelli che invece hanno redatto la carta sono quelli prima, quelli che passavano, erano tanti, di vari colori. Ah, ok, ok, ok. Ok. Bianchi e neri. Esatto, erano quelli bianchi e neri che attraversavano il prato perché, visto che siamo in questo giardino fiorito, come da precedente puntata, anche loro si beavano di questa gioia della natura che è il nostro giardino, paradiso terrestre. Dai, adesso non Sì, stiamo, dai, non stiamo a minimizzare. Se è un paradiso esatto, terrestre, non lo facciamo per vantarci, ma per essere realisti. certo, Vuoi l'articolo 6? Eccolo qua. assolutamente. È incisivo, breve e assolutamente inconfutabile. Diritto alla libertà. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Quindi noi siamo sicuri, qualunque cosa facciamo, c'è perlomeno oltre al Padre Eterno, c'è anche la Comunità Europea che vigila sulla nostra sicurezza. E questo lo diamo per scontato, siamo tranquilli e sereni, quindi andiamo avanti con l'articolo 7. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. È per quello che io prima ti ho chiesto, ti senti in diritto di dire tutto quello che ti pare? Di quello che ti Certo. pare, dici quello che ti pare. Sì, perché so che tutti ci ascoltano, valutano, scannerizzano le parole che diciamo, se ci sono certe parole che non vanno bene, vengono captate dalle varie intelligenze artificiali e ci possono correggere per migliorare. Ci Quindi, istruiscono, esattamente. oserei dire ci addestrano più che Ci istruiscono. addestrano, Bene. esatto, la parola giusta è ci addestrano e quindi noi dobbiamo essere felici che tutta diciamo, questa tecnologia ci ascolta e ci incanala dove noi magari sbaglieremmo Sulla e ci retta porta via. invece sulla retta via, bravo, stavo Oh, proprio... la retta via è quello che proprio che mi aspettavo finalmente di poter avere come notizia, tant'è vero che passo al paragrafo immediatamente successivo perché si riferisce ai dati che lo riguardano. Tali Ah, dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà. Boh, per ah, qua, finalità determinate, non so la lealtà di che fosse,
è gente leale. Salto una riga perché mi stressa solo leggerla e passo al punto successivo, ah no, al seguito, dove ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Quindi noi possiamo richiedere appunto tutto ciò che abbiamo precedentemente comunicato via web, per telefono e anche parlando con la portinaia e ottenere che venga rettificato. Quindi rimangiarsi la parola è il termine chiave. Ecco, Flavio, adesso qua proprio mi apri un mondo perché proprio l'altro giorno ho scoperto che appunto loro per tutelarci in Italia adesso verranno creati circa 80 nuovi data center che sono questi luoghi grandissimi che occupano migliaia di metri quadrati di superficie che hanno bisogno appunto di questa grandissima energia per poter poi raffreddare e in Lombardia ce ne sono già, allora in Italia sono 169 e in Lombardia ce ne sono più di un terzo e ne sono in progetto di costruirne tantissimi. E chi sono i maggiori, diciamo, coloro che hanno tenuto gli ok dalle varie amministrazioni? Sono allora innanzitutto Amazon, Google, poi c'è OpenAI e le pubbliche amministrazioni, soprattutto quella, la sanità, anziché avere gli archivi al loro interno, daranno tutte le informazioni, tutti i nostri dati, li diciamo depositeranno in queste banche dati e quindi noi siamo al sicuro perché sono in mano a queste multinazionali americane, soprattutto che ci mancherebbe altro, cioè hanno come primario obiettivo la tutela della nostra salute, dei nostri segreti, insomma, di tutte le nostre informazioni. Quindi io mi sentirei tranquillo, Flavio. Te cosa Sì, dici? anche perché la finalità aziendale di questi grandi gruppi non è affatto commerciale, cioè non è di No, speculare sul... no, no, assolutamente. e infatti il Eh, terzo paragrafo parla proprio di questo e hai anticipato il tema, perché ah, dice che il rispetto delle regole di cui sopra, quelle del mantenimento dei dati e della possibilità di ottenere rettifica, il rispetto è soggetto al controllo di un'autorità indipendente, per cui sì, che proprio non gliene frega, cioè beh, assolutamente Google e Amazon sono indipendenti, nel senso che sì, sono incontrollabili. che si fanno i cazzi loro, certo. Vabbè, secondo il principio della libertà, possono assolutamente fare tutto quello che vogliono. Poi abbiamo l'articolo 9 che è secondo me inatteso, insospettabile, oserei dire. Ah, Abbiamo il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. E questa è una novità assoluta, perché beh, nell'arco degli ultimi millenni no. nessuno ha mai fatto una cosa di questo genere. E quindi è una novità di rilievo che io Ah, sottolineerei. quindi Uno, è legale fare una famiglia adesso? adesso è legale fare una famiglia. Prima mi Wow. parlavi di quei soggetti che hai conosciuto qualche ora fa e che ti hanno anche emozionato perché era una bella famiglia. Non sono dei delinquenti, Ah, possono ok. farlo quando vogliono. Quando finisce questa trasmissione li chiamo, Sì, gli do questa notizia. esatto. Avvisali che magari loro di nascosto cercavano, Eh facevano sì, finta, dice questi qui eh, sono degli inquilini, gente che passava qui per caso. Invece no, possono farlo tranquillamente. Se in più sono anche sposati, tutelati anche lì, non c'è wow. problema. E adesso passiamo a un ambito, l'articolo 10 è addirittura internazionale, perché vale veramente, è uno sguardo che viene lanciato su tutto il mondo, perché noi Eh, ce l'abbiamo, noi della comunità europea, ce l'abbiamo dentro, scavato profondamente nel cuore, perché ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione. Wow. Tale diritto include anche, sta attento perché non è proprio semplice riuscire a immaginarlo, la libertà di cambiare religione o convinzione, però poi anche cambiare idea. Ma va? Ma sì, a tutte le volte che vuoi, Ma non è possibile. eppure sì. E anche la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico, in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Cioè proprio Pazzesco. io non capisco per quale motivo non facciano entrare immediatamente l'Ucraina nella comunità europea, perché meglio di lì questo punto non è rispettato da nessuna parte. Io Infatti, farei entrare anche Israele a questo punto, perché ah, alla fine certo, è il vabbè, minimo. Israele sarebbe il faro la guida La guida illuminante, sì. illuminante. Forse non entra proprio perché, essendo un faro, deve illuminare dall'alto, e Eh, quindi è meglio che proietti questo fascio luminoso sugli altri, che poi rispettano la libertà di culto. E segue, attenzione, che perché anche questo è decisamente in voga e lo vediamo, lo sentiamo nelle notizie più recenti, soprattutto in Germania, il di- sempre in Ucraina per l'amor di Dio, però dilaga questa abitudine, il diritto all'obiezione di coscienza. Per cui la leva obbligatoria, prendendoti in mezzo alla strada e buttandoti su un camion per portarti da qualche parte, vestirti, tra l'altro quasi gratuitamente, insomma, lavato, vestito e stirato, uno potrebbe anche dire: no, io non ce n'ho tanta voglia, e gli dicono: va bene, dove sta il problema? Quindi l'obiezione di coscienza è fissata dal 2000. Ma mi viene un incredibile. dubbio: non è che Eh, sull'etichetta ci fosse, come sui prodotti alimentari, la scade con lo yogurt? È perché questa è del 2000, magari è scaduta, eh, teneva duro in freezer anche una ventina d'anni, ma poi a un certo momento magari devo vedere se c'è qualche rettifica per la data di scadenza. Vabbè, eh, comunque. esatto. E qui entriamo nel profondo. Con Cioè? l'articolo 11 approfondiamo i temi precedenti. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, per cui puoi dire tutto quello che ti pare, e tale diritto include anche la libertà di opinione, perché non è uguale, eh? Sta attento, non è che uno deve avere un'opinione per esprimersi. Uno può Eh, dire quel cavolo che vuole, così ad capocchiam, come dicevano i latini, però può anche avere un'idea a monte. Non è ah, necessario dire tutte le boiate che uno gli vengono in mente senza neanche averle pensate. Può ok. anche pensarle, quindi c'è questa coerenza entre... Connessione. Sì, sì, c'è la coerenza. E per di più può ricevere e comunicare informazioni o idee, anche lì ci tengono sempre a sottolineare, probabilmente perché c'è qualcuno che ha le idee, qualcuno che le racconta, ci sarà un termine dissociativo, personalità multiple, cose del genere. Esatto. E dunque comunicare senza che vi si possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Giustamente, se qui in questa occasione citassimo un nome qualsiasi, Eh, sicuramente la promozione da parte del canale YouTube andrebbe a zero, perché è già successo. Basta dire una parolina qualsiasi e eh, non vieni messo in vista. Però a noi non ce ne frega niente, perché eh, tanto... Ah no, ma prima aggiungo l'altro punto. eh, La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati, quindi anche l'informazione è è assolutamente libera. Però liberissima. a questo punto, visto e considerato che abbiamo parlato di pubblicità, di visualizzazione, eccetera, eccetera, anche se di
visite al nostro canale non ce ne sono tantissime, ma evidentemente è quello che ci meritiamo. Gli sponsor. Beh, ma scusa Flavio, cioè, qui stiamo parlando di informazioni di alto livello che non sono per la massa, ed è meglio così, perché avere queste conoscenze, queste informazioni sarebbe, insomma, il fatto soprattutto di poterle pensare liberamente, se lo sapessero tutti, sarebbe forse, Certo. cosa dici? E quindi è meglio pochi, perché se no si creerebbe un po' di confusione. Se tutti iniziassero a pensare liberamente sarebbe un problema, insomma. E soprattutto se poi si abbina la cosa di pensare e dire quello che stai pensando, che proprio se Esatto, collimano questi due aspetti è pericolosissimo. Però, appunto, assolutamente. come dicevo, nonostante le visualizzazioni non siano tantissime, in compenso Certo, abbiamo una lista di soggetti certo. che addirittura lottano. Ci sono delle aziende che hanno fatto causa al primo sponsor perché volevano essere i primi ad essere Vabbè, pubblicizzati, e comunque poi si svolgerà tutto in via legale, non è un problema. assolutamente. Oggi accontenteremo il prossimo sponsor Ok, che spero sarà felice di questa opportunità. Lo dai, lanciamo? vediamo. Lanciamo la promozione. Perché tra l'altro è illuminante, eh? Ah, Non- ok. Questo è anche un segreto che aiuta nella conduzione della vita. Wow. Eh sì. Ti sei smarrito nella piazza di Castellarquato? Non sai più dove hai parcheggiato l'auto? Usa il più moderno ritrovato della tecnologia d'emergenza. Si chiama Pirli SOS. Grazie a questo incredibile e innovativo strumento riceverai subito l'aiuto che ti serve. Ecco, quindi questa pubblicità è interessante. Effettivamente a me hanno fatto bene a fare causa a quella precedente, perché è molto più importante questa qua, Flavio. Lo so che è importante, però anche noi dobbiamo in qualche modo barcamenarci con la scaletta. E Beh, siccome questa pubblicità parla proprio della possibilità di essere salvati in caso di emergenza, quindi tutela la libertà e la sicurezza dell'individuo, quindi noi abbiamo pensato che fosse più idoneo inserirlo in questa puntata e loro ci vabbè, sono rimasti male. ci sono rimasti male, però insomma, come si dice, meglio tardi che mai, dai. Sì. Comunque noi non siamo coinvolti, cioè non No, hanno no, fatto causa a noi, è no. tutta una cosa aziendale e credo che poi probabilmente andranno in una trattativa privata e si accorderanno. Una Sì, faranno transazione, una transazione, infatti. sì. Oppure addirittura una joint venture. Esatto. Cioè, in ogni caso segnalo che anche in questa occasione è possibile richiedere il prodotto tramite Ah, già. commento, Ah, già. inserire un dromedario, anche in questo caso sempre singolo perché i pezzi sono limitati e molto probabilmente la scorta iniziale finirà talmente alla svelta che chi arriverà un po' in ritardo dovrà attendere per la consegna che non sarà immediata. Vabbè. Per di più non è detto che siano tutti dello stesso colore, può darsi che non siano rossi, ma siano di altra colorazione. In ogni caso non fatevi degli scrupoli o crearvi delle preoccupazioni, perché anche in altri colori il prodotto funziona esattamente nello stesso Ah, modo. ok, Quindi la bene. qualità intrinseca è rispettata, è un fatto soltanto estetico. Estetico, Ecco. ok. Saranno tutti colori in ogni caso che si abbinano un po' a tutti i vestiti, cioè non sono Eh, neutri abbastanza. beh, sì, poi in base al popolo europeo che c'è, ogni nazione ha i suoi colori, quindi va Certo. benissimo. Ottimo. Bene. A che numero Dobbiamo passare all'articolo 12, che è la libertà di riunione. ah, ok. Vai, Ogni dici. individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica, che non si facciano casini perché altrimenti non è più pacifica, ovviamente, e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente, per cui dicono anche delle parole importanti,
vabbè che è una Sì, traduzione, però segnatamente, in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri o anche da solo, cioè uno può farsi il suo sindacato, o di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Quindi, certo. ecco. Titolo, Quindi, sì, prego. no, quindi Flavio, è giusto perché la rappresentanza politica è importantissima, cioè siamo in questo paradiso della rappresentanza dove i nostri politici, sia a livello nazionale che europeo, rappresentano perfettamente la volontà del popolo, dei popoli, no? Come Certo, vediamo adesso, cioè siamo tutti d'accordo a fare questi investimenti in nuovi armamenti, anziché magari fare come la Cina, no? Che non so se hai sentito ultimamente, cioè sono proprio pazzi i cinesi, anziché investire tutti questi fondi in armamenti anche loro, perché si potrebbe avere magari un attacco alieno, quindi dobbiamo stare pronti a difenderci, loro stanno piantando milioni di piante nei deserti, soprattutto del Gobi, per appunto aumentare l'ossigeno sul pianeta Terra e per ridurre la desertificazione. E noi invece siamo molto più avanti, quindi non so, dovremmo riuscire a convincere anche i cinesi a lasciare stare le piante e investire in armamenti, perché questo è il futuro. e su questo hai Eh, perfettamente ragione, però io ti farei presente eh, che questi popoli che si comportano in modo barbarico, eh, tipo gente che fa dei buchi in terra per mettere delle piante, quindi sono cose obsolete, peraltro di un'inutilità. C'era il suo bel deserto che aveva il suo senso, tu ci metti le piante e infatti, quindi vai ad alterare tutti i cicli della natura, andando poi contro alla deforestazione che invece è riconosciuta in modo esatto. esatto, c'è scientificamente provato che la deforestazione fa benissimo perché quelle vigliacche delle piante di notte emettono anidride carbonica, quindi andrebbero completamente rase al suolo tutte quante e messo giù non so, un tappeto di plastica, quelli prati sintetici che Sì, coprono tutto quanto, oppure tutt'al più, se proprio vogliamo esagerare, il verde verticale, nel senso che certo, pitturi la casa di verde da fuori e va esatto. bene così, un affresco. E il problema di quei popoli lì è che non hanno una tradizione storico-filosofica. Esatto, sono troppo giovani e quindi non, vabbè, ci vorrà forse qualche millennio, dobbiamo Sì, aspettare che si evolvano anche loro. perché non hanno storia, cinesi, iraniani, e noi in Italia siamo infatti un po' emarginati perché da quel punto di vista lì siamo un po' Certo. incivili, la Grecia, la Turchia, è tutta gente che non ha una storia, capisci? Noi, Infatti, bravo. Tra l'altro, adesso parlando di, vedi, dopo tu mi stimoli queste riflessioni. Adesso non so se hai sentito che noi abbiamo stanziato il nostro governo 200 milioni di euro per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scuole, no? Che sono tanti soldini. Bene, e in realtà non tutti stanno facendo così, perché per esempio la Norvegia, il governo norvegese ha fatto questa legge che vieta espressamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scuole primarie, perché dicono i bambini devono tornare come si faceva, però è una cosa molto arcaica che non ha più senso oggi, a fare i conti con la mente, a scrivere a mano e quant'altro. Quindi dobbiamo cercare noi che siamo più avanti di convincere questi norvegesi, ma cosa state facendo? Cioè, i bambini devono stare fermi, solamente pensare a una cosa che poi la macchina farà tutto per loro, cioè, non capisco perché si sono fermati a questa logica. ci sono dei popoli che cominciano, delle nazioni che cominciano un po' a derogare dalle regole e questa qui di rimettere in mano la penna in mano ai ragazzini, che oltretutto è pericolosa, perché Tra spesso se la l'altro, infilano negli occhi l'un con non la... puoi infilare, esatto. Esatto, e c'è anche un episodio dei Simpson dove proprio
il papà Simpson se l'era infilata nel naso e ce l'aveva ancora nel cervello a distanza di molti anni. quindi Cioè, vabbè, con le penne bisogna stare molto attenti. molto E vorrei attenti. vedere se uno riesce a infilarsi nel naso un cellulare, uno smartphone. No. Non ce la fa. E Molto più quindi sicuro. è molto più sicuro. E peraltro, se anche dovesse riuscire a infilarselo da qualche parte, quando poi si è scaricato si disattiva. Beh, tranne quelli che erano stati fatti esplodere, però vabbè, quello è un caso particolare perché anche lì probabilmente gli alieni devono essere stati gli alieni anche in quel caso. Assolutamente, Penso. sicuramente. Tu hai parlato di scuola, lo vedi come sei? Articolo 13. Le arti e la ricerca scientifica sono libere, la libertà accademica è rispettata. Quindi, quando tu manifesti la tua libertà accademica e tutti quanti ti fanno bravo, bravo, complimenti, anche applausi e a volte delle standing ovation perché tu Sì. hai espresso un termine accademico. Anzi, credo che sia sufficiente dire libertà accademica per riscuotere un applauso. Domani proviamo. Un'ovazione. Passiamo al bar, entriamo dentro, quando dice lei vuole un caffè, libertà accademica e vediamo come reagiscono gli astanti. Articolo 14. Ogni individuo ha diritto all'istruzione, all'accesso alla formazione professionale e continua. È vero, dai, non si finisce mai di imparare, Esatto. soprattutto nelle nostre scuole, nelle nostre università, perché siccome le conoscenze vengono date a pillole, cioè a gocce, cioè praticamente non viene dato nessun tipo di insegnamento, uno deve andare avanti tutta la vita, perché sennò... Dio santo, l'hai detto giusto. Eh, È formazione professionale omeopatica. bravo, Viene vedi? dato in dosaggi molto bassi per evitare che ci possano essere delle controindicazioni e per Bravissimo. instaurare il procedimento interiore di apprendimento. Ecco. Esattamente. Ricorderei la pubblicità dell'episodio precedente dove la strumentazione permetteva di creare qualsiasi oggetto soltanto pensandolo, Esatto, è proprio così. neanche raccontandolo, proprio pensandolo, zitti. Sì, Prosegue. Questo diritto, quello all'istruzione e alla formazione, comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. Mm? l'istruzione obbligatoria che oggi dov'è, fino a che livello? 16 anni, Gratuitamente? sì, gratuitamente. Beh, Beh, sono poi degli accessori che vengono pagati praticamente. sì. Per esempio c'è la mia vicina che c'ha, pensa, adesso in prima elementare quest'anno gli hanno fatto fare 3 gite utilissime perché sono andati a fare delle gite 100 euro a botta e delle gite in prima elementare, ma tipo al parco, a Gardaland, tipo in quei posti lì che sono molto istruttivi. In prima elementare, come i libri di testo che neanche ogni anno, ogni semestre vengono cambiati, magari il titolo viene messo una virgola oppure un accento e cambiano 2 o 3 paragrafi e tu devi comprare il libro nuovo perché quello lì non è più valido, perché se ti perdi quel paragrafo rimani ignorante per tutta la vita. Ovviamente l'istruzione e la formazione professionale è continua e quindi tu continui a comprare degli altri libri. Continui a Vabbè, comprare, certo. perfetto. Allora avviciniamoci al punto dolente. Abbiamo la libertà di creare istituti di insegnamento Eh, nel rispetto dei principi democratici. E fin qui visti. sono d'accordo, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche. Allora, se l'istruzione è obbligatoria, però i genitori possono istruirlo come cavolo vogliono loro in base alle loro convinzioni, c'è qualcosa che crea un po' di attrito. Perché tu dici il bambino lo istruisco io fino a 16 anni e lo mando solo a fare gli esami.
perché voi non siete all'altezza e io li istruisco meglio. esatto. Pertanto la verifica sarà soltanto quella dell'esame da Dell'esaminare. privatista e Infatti si può fare così, no? sì, Soprattutto quando c'è stata la demente certo, pandemenza, sai quanti che potevano studiare a casa, non hanno creato nessun problema, non hanno perso gli anni no, e no, no, tutti felici e contenti. esatto. Le famose, come si chiamano? Scuole paritarie? No. Parificate. E poi, beh, ma qui non parla neanche di parificate. Tu lo educhi e lo istruisci secondo le tue convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche. L'importante è che sappia passare l'esame, no? Puoi Esatto, anche raccontargli le fiabe come si chiama? Il lupo mannaro e Pippi certo. Calzelunghi. Se gli spieghi bene qual è il significato intrinseco e qual è la morale della favola, quello impara. E Esatto. come no? Tu hai parlato prima di un periodo ormai lontano nella memoria, fa capo al periodo del Covid, e ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Quello che hanno fatto, Flavio. Ok, ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. Puoi andare dappertutto, soprattutto in quel periodo là potevi andare a lavorare, bastava presentarsi insomma i tuoi 55 documenti, insomma il documento quello, il green, red, il viola pass e cioè, non c'è problema. La scansione della retina, l'esame del sangue, l'esame delle urine e anche in alcuni posti anche l'esame delle feci. Che è un Quindi, po' come gli esami di Stato per qualificare che la tua istruzione è stata esatto. portata a termine, quindi tu fai gli esami, è un fatto di apprendimento. I Bellissimo. cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a Eh, condizioni di lavoro, e adesso scusami, ma voglio sottolinearlo, eh, equivalenti a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione. certo. E per la legge della reciprocità, se tu fai venire uno che lavora in campagna a 4,30 € te li becchi pure tu, perché se no Certo. sarebbe un'ingiustizia. Beh, ci mancherebbe, mica possono essere sovrappagati sti cristiani. Ah, perché c'era il Penso. rischio che li che Certo, pagassero di più loro e meno invece il cittadino europeo perché non ha voglia di esattamente, lavorare. Ho capito. esatto. Articolo 16, libertà di impresa, è riconosciuta la libertà di impresa conformemente al diritto comunitario. Articolo 17, ogni individuo ha il diritto di godere delle proprietà e dei beni che ha acquistato legalmente, perlomeno, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Ed è per Beh, quello che ci sono le tasse di successione. Perché lui li esatto. può lasciare in eredità, ma quell'altro che eredita. Nessuno Cioè, può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse. Se noi ci mettessimo d'accordo e il nostro interesse fosse quello di appropriarsi della villa palladiana di qualcuno, potremmo far valere il nostro interesse certo. perché è un pubblico interesse, siamo già in due. Eh sì, è come stanno facendo in Albania, che stanno facendo dei bei resort, Eh, sono interessi pubblici, perché le multinazionali, più pubblico di loro, cosa c'è? Ma, no, ma loro sono disinteressate, praticamente lo fanno per scopo umanitario, dare un po' di lavoro alla gente. Comunque lasciamo Certo. perdere, potrebbe esserci uno che casualmente fosse interessato lui, ecco. Sì, infatti hai visto che erano tutti contenti, no, i cittadini albanesi. Ha fatto una festa, hanno organizzato una settimana di festa proprio per gioire tutti insieme. Vabbè, però loro non sono ancora nella comunità europea, per cui devono stare attenti. Ah, è vero! Quando fanno le feste devono stare attenti perché non è No, stare detto. attenti. La proprietà intellettuale è protetta anche quella perché sta dentro nella scatola cranica, quindi
più protetta Certo. di così. E poi abbiamo l'articolo 18, il diritto di asilo è garantito nel rispetto di un sacco di Beh, storielle caspita, della, quello sai quanti asili diamo. della Convenzione di Ginevra, del protocollo del 31 gennaio, eccetera, eccetera. Ma qui noi all'asilo non ci andiamo più. Addirittura Flavio, scusami, in Italia siamo avanti, cioè anche le varie organizzazioni al di fuori della legge, non so, la Camorra, l'Andrangheta, ma accolgono a loro volta, quindi danno una mano allo Stato a svolgere questo diritto di asilo. Quindi tutta la popolazione, anche quella non diciamo propriamente assoggettata alla legge, questo articolo lo fa rispettare in maniera molto molto precisa perché accolgono tutti, cioè, anzi li portano dentro loro, quindi da veramente il top. Vero, quello è Capisci? perché è un fattore proprio sentito da dentro. Esatto, hanno un'umanità In spropositata. pratica le organizzazioni di stampo mafioso, come si suol dire, sono come le ONG, ma animate Sì, da sentimenti ancora più raffinati. ancora più raffinati. Sì, sì, le ONG sono molto basiche, invece Eh. loro sono bello. E anche lì c'è una tradizione talmente vecchia che poi c'è Esatto, una filosofia interiore e un'etica esatto. incrollabili. Va bene. Articolo 19, poi chiudiamo perché è legato al diritto d'asilo e il primo punto dice che le espulsioni collettive sono vietate, quindi li puoi mandare via uno alla volta, Esatto, come stiamo facendo così, no? ma nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno stato in cui esiste un rischio serio, no, per cui non gente che ride, di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o altre pene o trattamenti inumani e degradanti. Altre pene magari ti fanno anche vergognare e ti fanno la linguaccia della roba del genere. Tu ti senti orribilmente offeso dentro, ti viene una crisi e quello sarebbe perché per di più è una pena psichica. Un conto sono 4 frustate, un conto è Esatto, un trauma psichico. sì, esatto. Ecco, quindi attenzione, eh, mai più di uno alla volta e assolutamente chiedergli dove vuole andare. Esatto, e poi se chiedergli cosa vuole mangiare durante il viaggio perché bisogna prepararlo col catering. Beh, questo lo facciamo anche questo, siamo molto bravi a farlo rispettare perché vedo che ognuno c'è un aereo, i mini jet diciamo, per Sì, ogni, non so, hanno il loro volo, la loro hostess, pilota, copilota, hostess e c'è anche un piccolo cuoco che gli prepara quello che vogliono, perché poi ci sono anche quelli allergici a certe cose, quindi. d'altra parte se l'espulsione non può essere collettiva, li devi mandare via uno alla volta. Esatto, A questo punto però il bilancio dello Stato dovrebbe prevedere una cosa: se invece di mettergli a disposizione tutto quel personale di volo, gli consegnassero l'aereo e gli dicessero vai un po' dove vuoi, dopo avergli fatto formazione per prendere il brevetto di volo, la formazione continua è già ecco, prevista, per cui tu gli ok, fai prendere il brevetto di volo, quando l'ha preso e dici questo aereo qui è il tuo, è tuo. vai e se cambi idea lo tieni lì e puoi tornare indietro quando Ecco, vuoi. e se vedi delle torri non gira alla larga perché se ti vengono strane idee, magari il pirellone, quelle cose lì, gira alla larga perché non si sa mai. D'altra parte, quello sta anche nella libertà di espressione, Di volo. no, di pensiero, e se uno pensa che è arrivato il suo momento e gli serve l'impatto contro una. D'altra parte non puoi neanche Beh, vero. prevedere tutto quello che gli passa nella testa della gente. L'importante è che tu gli abbia fatto una bella formazione precisa e che non gli dia un aereo sgangherato e che No, magari, ecco, un te lo jet dai ci in vuole. ordine. Esatto. Va bene, Ottimo Flavio, siamo arrivati al 19, quanti sono? e sono 50, più di 50, La per per- cui ne ah, abbiamo. Comunque abbiamo chiuso il capo secondo e il prossimo è il capo terzo che capo parla di terzo. uguaglianza e quindi anche qui abbiamo un bel po' di articoli. No, sono Ottimo. pochi. L'uguaglianza si cava fuori in Sì. 4 e 48 perché è Ok, soltanto no, dall'articolo 20 al 26.
è data per scontata l'uguaglianza. Sì, sì, sì. Va bene. Bene Fabio, allora bellissima, bellissima puntata, molto istruttiva, tante cose non le sapevamo, soprattutto il diritto alla famiglia, a creare una famiglia, eccetera. Comunque sicuramente i nostri ascoltatori trarranno delle notizie molto importanti e anche per la loro vita, perché se uno non è cosciente delle cose a cui abbiamo diritto non ne può godere appieno, per cui diamo appuntamento alla prossima, Alla prossima. per questo viaggio all'interno di questo paradiso della Costituzione. Esatto, esatto. Ecco. Ottimo. Poi ricordo, attenzione nei commenti se volete il prodotto un dromedario, noi contiamo le gobbe. Ecco, bravo, perché se ci mettete il cammello ce ne accorgiamo subito. anche se il dromedario è in via di estinzione, mettete il dromedario. Sì. Anzi, così facendo, ad ogni 1000 prodotti venduti, noi salveremo un dromedario e abbatteremo un albero. Esatto. Bene. Bene Flavio, è sempre un prossima. piacere. Alla prossima. Arrivederci a tutti. Ciao.